Torna dopo qualche anno uno degli appuntamenti più affascinanti dell'endurance italiano. Domenica 28 aprile si tiene infatti il 13° trofeo CTE Montello. Il percorso di gara per l'occasione è stato riprogettato in un anello di 27 km. Un tracciato morbido e con basse pendenze che permette di vivere a pieno l'emozione di percorrere a cavallo le splendide colline del Montello, immersi tra storia e natura. Il territorio del Montello, infatti, oltre ad offrire meravigliosi scorci naturalistici, è ricco di storia per essere stato luogo di numerosi combattimenti della Prima Guerra Mondiale, testimoniati ora da diversi monumenti militari, come il Sacrario del Montello ed il monumento di Francesco Baracca. 4 le categorie in gara domenica 28 aprile, con partenza alle ore 8 da Nervesa della Battaglia, in un percorso che attraverserà i territori dei comuni di Giavera e Volpago. Le categorie in gara partiamo quest'anno, a differenza degli anni precedenti, anche con una promozionale per incentivare la disciplina dell'endurance sin delle distanze brevi, appunto da 13 km, per i cavalieri, diciamo, che per la prima volta si avvicinano a questa disciplina e che non hanno bisogno di particolare preparazione. Infatti è un percorso che si adatta benissimo anche ai cavalli che sono abituati a stare solo in campo, può partecipare chiunque. Dopodiché abbiamo la debuttanti, che è di 27 km, che è la prima categoria, esiste agonistica e non agonistica, che è la categoria base, diciamo, dell'endurance. Dopodiché abbiamo la CNA, che è comunque una categoria di regolarità come le precedenti, di 54 km, e la più lunga, che è la CNB, che è di velocità, di 81 km. Ad ospitare la manifestazione è il CTE Montello, il centro ippico di Nervesa della Battaglia nato nel 1986, grazie alla passione per i cavalli di Monica Tiziano. La mia vita si è intrecciata con i cavalli in maniera inscindibile e ho coinvolto in questa mia passione mio padre, che anche lui continua a far gare, nonostante ormai abbia raggiunto una bella soglia di età, con ottimi risultati, e lui è appassionato per l'endurance soprattutto. Come CTE facciamo un po' tutte le discipline, nel senso che abbiamo cavalieri che fanno dressaggio, salto ostacoli, endurance per l'appunto, e poi ci sono anche semplicemente quelli che amano il cavallo per farci le passeggiate o averlo come compagno di vita, di compagnia. Un centro equestre immerso nel verde delle colline montelliane, che offre una struttura completa con 3 campi di lavoro, di cui uno al coperto, e numerosi paddock che permettono la vita all'aperto dei cavalli. Tutti i cavalli ogni mattina vengono condotti nei loro recinti, dove poi restano tutto il giorno, fanno un pasto fuori, hanno l'acqua a disposizione ovviamente, vengono ricondotti dentro la sera. Anche se c'è un po' di pioggia, un po' di fango, i cavalli vanno fuori comunque perché devono vivere da cavalli sostanzialmente. Altro appuntamento da non perdere è la gara di endurance riservato ai pony e agli under 14, prevista per giovedì 25 aprile. Un evento organizzato dal CTE Montello per promuovere l'endurance nel settore giovanile. Ricordiamo che le iscrizioni per il Trofeo Montello, competizione valida anche come tappa del Campionato Veneto, del Campionato Triveneto Alpe Adria e del Trofeo del Nord, si possono effettuare al sito Endurance Online e sono aperte fino a mercoledì 24 aprile.